numeri elevati, 15 milioni di euro di richieste per la nostra regione, con 5.000 imprese interessate su circa 8.000, quindi circa il 60% hanno presentato domanda. Sono sicuramente numeri che testimoniano le difficoltà che l'artigianato ligure sta vivendo e ha vissuto in questo periodo. Ammonta a quasi 16 milioni di euro la cifra che circa il 60% delle imprese artigiane liguri hanno rendicontato per la cassa integrazione dei loro dipendenti. Di questi oltre 12 milioni sono stati autorizzati ed erogati. Questi i numeri dell'effetto coronavirus sull'artigianato ligure che in queste ore sta cercando di ripartire con fiducia e un po' di preoccupazione. Gli artigiani stanno riaprendo tutti, praticamente ci sono solo alcuni pezzi di turismo che devono ripartire, speriamo che possano ripartire con l'apertura dei confini regionali a breve. Tutto questo avviene in un momento che non è facile e quindi questa bastonata del Covid sicuramente ha creato notevoli difficoltà nelle piccole e micro imprese che rappresentiamo. Tra i settori maggiormente interessati dal lockdown, quello della produzione dei metalli e della meccanica con 1.428 imprese e quello dei servizi con 1.267 imprese. A seguire le costruzioni e l'alimentare. Se da una parte alcune attività hanno potuto riprendere già da diverse settimane, altre lo hanno fatto solo dalla scorsa grazie all'allentamento del blocco. Per tutte adesso la parola chiave è sicurezza e rispetto delle prescrizioni anticontagio. A questo proposito sta per partire in queste ore un bando regionale per sostenere quelle imprese che hanno investito o investiranno proprio in sicurezza. Quindi le imprese che hanno acquistato materiale di protezione individuale, come ad esempio le mascherine, le visiere, così come hanno fatto lavori per ad esempio cambiare anche gli spogliatoi o comunque cambiare i propri locali come paratie di plexiglass e altro, possono avere un contributo da parte della regione del 60% a fondo perso. Quindi sono queste iniziative importanti che sommate agli incentivi nazionali che auspichiamo il nuovo decreto rilancio possa far vedere gli effetti subito e in breve tempo rispetto a quello precedente nei confronti delle imprese, tutto questo possa consentire alle piccole imprese di avere quella boccata di ossigeno che hanno particolarmente bisogno in questo periodo.